L'impegno dei militari dell'Arma anche verso la protezione degli animali. Lo scorso 26 febbraio i carabinieri del NAS di Palermo, in collaborazione con quelli della stazione di Canicattì, al termine di un controllo a sorpresa, hanno sottoposto a sequestro amministrativo il canile di Canicattì. L'ispezione del rifugio comunale da parte degli ispettori sanitari dell'Arma è durato l'intera giornata, mentre gli animali sono apparsi in buone condizioni. Numerose sono state le irregolarità accertate, dall'idoneità degli spazi di detenzione e di sgambatura degli animali alla gestione amministrativa dei singoli cani ospitati. Sono queste alcune delle carenze che hanno indotto i carabinieri di Canicattì a disporre il sequestro della struttura, alla quale già dallo scorso dicembre era stata comunque inibita l'accoglienza di ulteriori animali. Il sequestro urgente è stato disposto dagli ispettori del NAS e consente comunque all'ente responsabile del rifugio di provvedere alla salvaguardia e alla gestione degli 8 cani attualmente ospitati. Ieri c'è stato un sopralluogo da parte del NAS di Palermo, nel quale hanno verificato la situazione nella quale si trova il rifugio sanitario. Sono state riscontrate alcune difformità, soprattutto dal punto di vista amministrativo, piccoli accorgimenti che già erano state sollevate nelle settimane scorse anche da parte dei veterinari dell'ASP, tant'è che il rifugio non è chiuso in ingresso già dal mese di dicembre, quindi non funziona più per la cattura e il mantenimento degli animali all'interno, se non quelli che già vi sono, per i quali non sono state riscontrate particolari difformità, nel senso che è stato accertato il buono stato di salute per gli ospiti attuali, che sono intorno a 8 randaggi. Queste erano le cose più importanti che sono emerse, e attendiamo naturalmente che ci venga notificato il provvedimento, ma si tratta, ribadisco, di piccoli accorgimenti che potranno essere fatti in breve tempo, come ad esempio la mancanza di un'area per lo sgambamento dei cani, che è già un progetto pronto, abbiamo già quasi tutto pronto, quindi credo che nelle prossime settimane tutto verrà risolto e si procederà alla riapertura del rifugio.